Allora, come anticipato, adesso ci spostiamo, andiamo a Palermo, dove per noi c'è Marco Goulà a seguire le vicende della squadra di Corini, che continua a lavorare, continua il suo ritiro, la seconda fase in realtà del ritiro. Un precampionato che probabilmente non sta dando, almeno in questa fase iniziale, chiaramente quelli che erano poi i risultati sperati in termini di successi nelle amichevoli. Ieri c'è stato un secondo diciamo, passo falso, un pareggio 1-1 con il Legnago, però Corini, che sentiremo fra non molto, sembra piuttosto soddisfatto invece di quello che stanno facendo i suoi ragazzi. Marco. Sì, buon pomeriggio a tutti. Diciamo che Corini sta cercando di vedere il bicchiere mezzo pieno, Angelo, perché è ovvio che i risultati, come hai detto bene te, non è che stiano insomma incoraggiando più di tanto i tifosi e anche insomma il gruppo. Ieri è arrivato quest'altro pareggio con una formazione neopromossa in Serie C, il Legnago, al di là insomma del risultato, lo sappiamo, Angelo, è calcio estivo, è ovvio che magari appunto un pareggio, uno scivolone può anche starci, una buccia di banana può anche starci, però insomma quello che poco convince in questo momento è proprio l'atteggiamento e soprattutto anche il rendimento della squadra. Probabilmente vanno oliati meglio i meccanismi, probabilmente questa squadra ha ancora bisogno di qualche ritocco, come poi Corini ha anche fatto intendere nel corso della sua conferenza stampa di fine partita. A Palermo manca un terzino sinistro, in questo momento il club sta aspettando un po' la posizione della regina per puntare su Di Chiara o pensare a Corrado della Ternana, ma siccome Corrado comunque è un giocatore che vale tanto, dovrebbe arrivare un'offerta importante proprio per arrivare a Corrado. Tanto stiamo vedendo le azioni e i gol della partita appunto di ieri. Il gol del Rosanero è stato segnato dal solito Brunori, imbeccato da Ceccaroni, poi nella ripresa c'è stato anche un calcio di rigore fallito dal Palermo con Insigne e il pareggio del Legnago, quindi sicuramente qualcosa da rivedere. Certo, siamo al 31 luglio, attenzione, ancora ci sono giorni prima dell'esordio in Coppa Italia contro il Cagliari, però certamente subire gol anche da una formazione neopromossa non è certamente un segnale incoraggiante, come dicevo poc'anzi. Però ritornando a Corini, lui in sala stampa, adesso lo ascolteremo, è abbastanza soddisfatto della prestazione, del rendimento e del fatto che comunque la sua squadra, secondo quello che lui dice, sta crescendo giorno dopo giorno. Allora, come anticipavi tu, andiamo a sentire Eugenio Corini. Io penso che la squadra ha lavorato bene, con grande intensità, abbiamo fatto un lavoro importante anche ieri da un punto di vista sia tecnico-tattico che atletico. Abbiamo carichi importanti, ma la squadra sta facendo delle ottime prestazioni da questo punto di vista. Siete troppo intelligenti per non capire che abbiamo adattamento in diversi ruoli in questo momento, però quello su cui stiamo lavorando, quello che sono poi i principi che stiamo portando avanti li ho visti in campo. Secondo me abbiamo affrontato una squadra che dal punto di vista dell'intensità del ritmo e anche dal punto di vista del fallo tattico ci ha condizionato molto le giocate. È stata una partita molto atletica, molto fisica, molto combattuta, l'abbiamo retta. Peccato non averla vinta perché nel complesso lo meritavamo, abbiamo avuto anche le situazioni per farlo e di conseguenza oggi complessivamente abbiamo qualche difficoltà in qualche ruolo per caratteristiche, in qualche ruolo proprio perché sono mancati giocatori specifici e di conseguenza penso che invece sullo sviluppo generale tante cose su cui abbiamo lavorato e che probabilmente avete visto in queste settimane di lavoro si sono viste. Dunque bisogna migliorare l'efficacia offensiva, la qualità della scelta, recuperando dei giocatori e sicuramente quella lucidità che arriverà quando la condizione generalmente migliorerà, sicuramente saremo più efficaci. Moderatamente ottimista Eugenio Corini. Fra poco vengo da te, Marco. Vorrei vedere se abbiamo già attivato il collegamento con Sergio Colosi a Messina. Vedo già Sergio e lo vedo anche a tutto schermo. Buon pomeriggio Sergio, fra poco torniamo da Marco a Palermo, però vorrei subito con te parlare di Messina. Modica sta lavorando, ma continua ad aspettare, però abbiamo titolato aspettare rinforzi, perché il Messina ha bisogno evidentemente di forze nuove, ma ha bisogno di uomini per completare la rosa. Sergio.
Messina fino adesso si è dedicato all'acquisto di under, sono già 6-8 gli over, ma 7 erano dello scorso campionato. È andato via Oliver Kagel la scorsa settimana, per cui i 7 riconfermati sono scesi a 6, ma gli 8 diventano over con Emmaus e Manetta, che di fatto sono gli unici 2 acquisti di categoria. Per il resto parliamo di tanti giovani, e a Lia, Polito e Frisen, che già avevamo elencato lunedì scorso, si aggiungono 3 giovani attaccanti, per tutti da verificare, tutto da vedere che potenzialità avranno nel contesto di un campionato difficile come il prossimo Serie C. Parliamo di Pierluca Luciani, Francesco Scafetta. Vediamo un attimo, abbiamo anche una grafica, così magari a supporto tuo siamo riusciti a recuperare quelli che possono essere i giocatori e metterli in grafica, mostrarli chiaramente quelli che possono essere i giocatori utili per il Messina. Ecco, questi ultimi 3, Luciani, Scafetta e Cavallo, sono 3 attaccanti, però tutto da verificare, gente che ha fatto soprattutto, ragazzini, parliamo di 21-22 anni, che hanno fatto soprattutto la Serie D, per cui nel contesto del campionato che va a fare il Messina bisognerà vedere. Da qui appunto l'attesa invece per l'acquisto degli over, le solite diatribe con il presidente Sciotto e la tifoseria sempre in aperto contrasto, perché ovviamente questa non è una campagna acquisti che può scaldare il cuore e il sentimento dei tifosi, però intanto si lavora nel ritiro di San Giovanni in Fiore, il ritiro in Sila che proseguirà, è stato allungato fino al 12 agosto, però è anche vero che se non arrivano i giocatori che vanno a rinforzare il Messina, poi ci rischia di prepararsi con una squadra e poi per ritrovarsi poi con degli elementi nuovi che non si sono preparati con il Messina, ma con le squadre magari di proprietà e di appartenenza. È la solita organizzazione piuttosto lenta che riguarda sempre il presidente Pietro Sciotto, però quest'anno più che mai dà la sensazione di andare a ritmo molto lento. Sentiamo le parole di Modica, vediamo che cosa, anzi ascoltiamo che cosa dice. Sono contento perché hanno profuso grande impegno, si stanno cercando di amalgamare, di trovare quel filo conduttore che in questo momento non può essere nella maniera più assoluta il nostro, però ho visto tanta applicazione, tanta volontà e soprattutto delle buone giocate che mi fanno ben sperare. Ecco, è un gruppo che sta lavorando molto bene. Chiaro che questa è una squadra ancora incompleta, però per quelli che sono, diciamo, gli under, che abbiamo fatto questo primo inizio di lavoro, una costruzione di organigramma agli under, e adesso mi aspetto 3 pezzi importanti di cui noi stiamo lavorando, stiamo cercando di portarli a casa, anche se il mercato non è facile, ma ce la faremo perché ho l'ausilio del presidente, ho l'ausilio del direttore e per completare questo organico almeno 3 pezzi importanti ci vogliono. Parla di 3 pezzi importanti il tecnico del Messina. Secondo me si è mantenuto molto stretto, perché con 3 pezzi importanti, per quanti possano essere importanti, non credo che possano bastare. Parliamo certamente di un difensore centrale, parliamo di 2 centrocampisti, non uno ma 2 centrocampisti di spessore, e parliamo soprattutto di una prima punta, però le punte migliori si stanno accasando, ma se il presidente Sciotto non vuole spendere più di determinate cifre è anche vero che non potrà avere giocatori all'altezza della categoria, per cui il problema diventa sempre lo stesso, mentre altri elementi che potevano anche tornare utili al Messina, come l'ex capitano giallorosso Fofana, si sono trasferiti al Triestina. Balde, che comunque ha fatto un buon giro di ritorno, anche lui è l'Arzignano in Serie C, per cui c'era gente che comunque poteva anche rimanere a Messina, però questa è la realtà. Vedremo un po' poi alla resa dei conti quello che sarà il Messina, che Sciotto consegnerà a Modica, che al di là delle dichiarazioni che abbiamo appena ascoltato, secondo me non sarà particolarmente contento di questo inizio, ma
era ovviamente lecito aspettarsi che così fosse la politica gestionale del suo presidente. Allora, parliamo adesso, torniamo a Palermo, così chiudiamo il discorso con Marco Gullà. Prima facevi riferimento alla Coppa Italia, che segnerà di fatto l'avvio ufficiale della stagione. Il primo impegno per il Palermo è con il Cagliari, se non ricordo male, saremo, diciamo, sotto Ferragosto quasi. Sì, il 12, Angelo, il 12 l'impegno appunto contro il Cagliari, una squadra di Serie A, quindi insomma un test abbastanza importante e soprattutto insidioso in questo caso per il Palermo. Poi ovvio che insomma si va per tappa, intanto terminerà questa seconda fase di ritiro, poi il Palermo andrà si allenerà per i primi giorni probabilmente a Bocca di Falco e poi si trasferirà nel nuovo centro sportivo di Torretta. Tra l'altro la notizia di oggi è stato montato anche il cancello d'ingresso, quindi ci siamo davvero per l'apertura insomma di questo centro sportivo a Torretta vicino Palermo. Poi il pegno di Coppa Italia, e per quanto concerne invece l'inizio del campionato, lì insomma lo dovranno decretare altri campi, o meglio altre aule, quelle di tribunale, dove appunto in questo momento si sta giocando tra virgolette il futuro di club come Lecco e Reggina, che chiedono la riammissione tra i cadetti. E vedremo come andrà a finire. Intanto ti ringrazio, Marco, buon lavoro. Grazie a voi. Buon pomeriggio a te. Torno di nuovo da Sergio Colosi, perché se per il Palermo in qualche modo c'è la certezza comunque dell'esordio stagionale, sia pure in Coppa Italia, per il 12 di agosto, per quanto riguarda invece la Serie C, intanto abbiamo detto che sicuramente salterà, non scatterà il domenica 27, questo è certo. Di agosto è probabile una, se non addirittura 2 settimane di slittamento in avanti. Sergio, tutto questo fa bene o fa male al campionato, alla stagione? E poi va a vedere, bisogna vedere il singolo caso. Diciamo, Messina forse gioverebbe un po' di tempo in più per costruire la squadra, avere più tempo per metterla insieme. Beh, sai, allora, ai fini del campionato, delle squadre che si stanno preparando in una maniera normale, come sono quasi tutte quelle di Serie C, secondo me una settimana in più tutto sommato lascia il tempo che trova. 2 però possono diventare già troppe, perché comunque c'è anche voglia di tornare in campo, c'è voglia di confrontarsi, vedere anche il lavoro come si è svolto e dove si deve correggere qualcosa. Il Messina purtroppo fa un caso però a parte, perché poi c'è questo modo di gestire la campagna acquisti che una settimana in più, una settimana in meno varia davvero poco. Io ricordo che si è chiusa la trattativa con Mannino perché si doveva pianificare il futuro, organizzarci per bene, ma parliamo della trattativa è andata frantumi circa 15-16 giorni fa. Il Messina in tutto questo ha preso 6 under e 2 over acquistato, e poi sono andati via Kragel e altri giocatori che comunque erano in scadenza di contratto, per cui non c'è stato tutto questo gran mercato, al di là dell'asso temporale, per cui il problema del Messina invece è del budget economico. Benissimo, grazie Sergio anche a te, buon lavoro. Grazie. Gli aggiornamenti chiaramente nei nostri telegiornali, se ci dovessero essere anche operazioni di mercato nelle prossime ore. Mi fermo qui, grazie per essere rimasti con noi e auguro a tutti voi il buon pomeriggio.